notte fermato il compagno della donna travolta e uccisa dopo essere volata dal cavalcavia sulla A4 a Vigonza. Interrogato a lungo, l'uomo avrebbe ammesso di averla spinta. Giada e Andrea, prima la convivenza a Stra, poi il trasferimento con il bimbo di 3 anni a Vigonza. I vicini di casa sconvolti, coppia solare, raccontano, erano sempre disponibili. Furti a nord-est, i carabinieri di Venezia hanno arrestato 7 persone che avrebbero agito in varie province venete. Bottino stimato oltre 1 milione di euro. Un gruppo di giovanissimi girava per Corso del Popolo a Mestre con mazze e coltelli. Il questore ha disposto 7 DASPO per minorenni oltre ad un foglio di via. Il Consiglio di Stato ha annullato la tassa d'imbarco di 2,50 euro per i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Tessera, introdotta dal Comune di Venezia poco più di un anno fa. Soddisfazione di Save. Questa sera gli arancio-nero-verdi giocano la finale di andata a Cremona per salire in Serie A. In città atmosfera di grande attesa. Domenica il ritorno al Paenzo già esaurito. E basket, semifinale di play-off, gara 3 dell'Umana Reyer. Ora la sfida sarà per venerdì. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'ennesimo femminicidio con la svolta clamorosa arrivata nella notte. Fermato il compagno della donna travolta e uccisa dopo essere volata giù dal cavalcavia sulla A4 a Vigonza. Interrogato a lungo dalla polizia, l'uomo avrebbe ammesso di averla spinta perché lei voleva lasciarlo. Sull'asfalto della A4 è ancora visibile un'enorme chiazza di sangue. È l'ultimo istante di vita di una donna che è stata trascinata dal mezzo pesante che l'ha travolta e uccisa dopo che era stata lanciata dal cavalcavia. Un volo di una decina di metri, un uomo che lancia la sua donna superando questo alto parapetto. È morta così nel cuore della notte di mercoledì Giada Zanola, 33 anni, mamma di un bambino di 3, lanciata da questo punto dove una vicina ha posto un delicato mazzo di fiori e un biglietto. Quello che all'inizio sembrava un gesto volontario si è trasformato nel quarto orribile femminicidio in Veneto in pochi mesi. A fare parziali ammissioni il compagno Andrea Favero, camionista di 39 anni, fermato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Su di lui si sono concentrate da subito le attenzioni degli agenti di polizia. Man mano che gli investigatori sia della polizia stradale che della squadra mobile della scientifica raccoglievano gli elementi, non collimava appunto con l'ipotesi di un suicidio. È stata anche ricostruita la cosiddetta vittimologia, ovvero sia è emerso nell'ambito del rapporto di coppia una relazione che ormai era tossica, una relazione che stava per concludersi, con episodi sfociati poi in violenza non solo verbale ma anche violenza fisica, sino praticamente al tragico epilogo dell'altra notte alle 3:30. A insospettire i poliziotti alcuni lividi ed escoriazioni riconducibili a precedenti litigi sul corpo di Andrea Favero e alcune incongruenze nella ricostruzione di quanto accaduto nelle ultime ore. Alla fine l'uomo è crollato. Negli ultimi tempi le discussioni sarebbero state frequenti. Il suo timore più grande era quello di non poter più vedere il suo bambino di 3 anni. Dopo la lite che, secondo quanto detto dal 39enne, sarebbe scoppiata proprio sul cavalcavia, che dista poco più di 1 chilometro dalla casa dove si erano trasferiti 1 anno e mezzo fa, il tragico epilogo. L'unico dato certo è delle 3:30 della notte del 29 del corpo della giovane che appunto è sulla sede autostradale. Alcuni automobilisti la evitano, fanno le segnalazioni, poi purtroppo verrà arrotata da un camion, quindi questa è l'ora certa e c'è tutto un altro aspetto da contestualizzare. Nessuna denuncia precedente, nessuna segnalazione alle forze dell'ordine, una coppia normale, un lavoro normale, lui camionista già da commessa, una famiglia che viveva in questa casa con il loro bambino di 3 anni e 2 cani, un pastore tedesco e un husky. Una tragedia dove restano molti punti da chiarire, con le prime risposte attese dall'autopsia sul corpo della donna. Una notizia terribile anche per i vicini della coppia in via Prati a Vigonza. Giada Zanola ed Andrea Favero si erano trasferiti da poco. Signora è sconvolta? Sì, sono sconvolta perché erano 2 persone molto tranquille, molto socievoli, solari e
a disposizione se avevamo bisogno noi di qualcosa e a volte ci chiamavano se avevano bisogno loro, però questa cosa qua mi sconvolge perché non pensavo una cosa simile. Buoni vicini, persone disponibili, così una residente di Via Prati. In questa villetta in ristrutturazione Giada Zanola e Andrea Favero si erano trasferiti alla fine del 2022. La bici del bambino, un gioco nel giardino, i 2 cani che abbaiano. Tutto all'apparenza silenzioso e normale, una vita che anche i vicini raccontano così. Non ho mai sentito litigi, giocavano col bambino, con i cani, avevano anche loro amici che giravano, per cui questa cosa mi ha sconvolto, ecco, che devo ancora riprendere. Un mazzo di margherite bianche e gialle sul cavalcavia e una vicina a portarle in ricordo di Giada Zanola. Nel frattempo la notizia corre veloce. Oh mamma mia, è questa cosa nuova sul serio? Ma non ne so niente. Siamo qua attorno, non conosco anche cambia sempre famiglie, persone. Una disgrazia. Una disgrazia grande. Ma non si sa se si è avuto su, e so dire così. Ma che sia sta proprio io. Io non li conoscevo personalmente, ecco. Deve passare. A volte sì, con il cane magari passeggiavano con il bambino. È stato fermato. Ho sentito, però non saprei, c'è una cosa troppo brutta e non saprei nemmeno cosa dire, ecco. Mi dispiace soprattutto per lei e per il bambino che adesso è da solo, senza genitori. E prima di trasferirsi a Vigonza, la coppia con il bimbo viveva a Stra. Circa 1 anno e mezzo fa Giada ed Andrea risiedevano al secondo piano di questo edificio situato in via Alessandrini a Stra. La coppia ha chiamato questo appartamento casa dall'ottobre del 2017 fino al dicembre del 2022, condividendo gli ultimi momenti in questa residenza insieme al loro piccolo figlio. I vicini conservano un piacevole ricordo della famiglia, nonostante fosse noto che talvolta tra le mura domestiche si levassero voci di discordia. Il vicino al primo piano, incredulo per quanto accaduto, sostiene che i litigi fossero eventi rari. Ogni volta o 2 volte all'anno, non so, non è tante. Il loro vicino Mohamed ha condiviso con loro anche momenti felici, come quando lo avevano invitato nella nuova casa a Vigonza. Guarda, io mi ho colpito al cuore con questa ragazza, questa famiglia, e anche lasciato un bambino. Andrea aveva riferito al vicino, aveva avuto un altro figlio da una precedente relazione, i suoi genitori glielo portavano a casa. Una famiglia distrutta adesso. È distrutta. E lui ha lasciato anche un altro bambino, forse di un'altra donna, perché 2 figli adesso. Andrà al funerale di Giada? Sì, voglio andare, sì. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto tra Vigonovo e Fossò, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei cittadini di Stra, che ora non si aspettavano di vivere un altro momento di intenso dolore e rammarico. È un'altra donna che viene uccisa in maniera così brutale da uno che era un compagno di vita. È una notizia veramente che lascia sgomenti. C'è bisogno di educare i giovani, i nostri ragazzi, fin da bambini, al controllo delle emozioni, dei sentimenti, al rispetto della persona, a non avere e non coltivare sentimenti di possesso. Ed intanto che passano le ore si arricchiscono di particolari sulla vita di questa coppia, perché i 2 avevano deciso di sposarsi lo scorso settembre, poi lei, Giada, aveva deciso di annullare le nozze perché lui era geloso e possessivo. Questo ha detto un amico della coppia, riferendosi appunto a quanto accaduto, dopodiché appunto la ragazza aveva deciso di lasciare il compagno. E proseguiamo con la cronaca per parlare di una serie di furti che si sono verificati a nord-est. I carabinieri di Venezia hanno arrestato 7 persone.
I carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Venezia, al termine di un'indagine, hanno arrestato all'alba 7 persone, accusate di aver compiuto furti in varie zone del nord-est. Sono tutti di nazionalità rumena, 5 sono reclusi in Romania, gli altri 2 rispettivamente a Venezia, nel carcere di Santa Maria Maggiore, e a Bergamo. L'indagine, avviata a febbraio 2022 sotto la direzione della Procura veneziana, si è concentrata su alcuni furti avvenuti in magazzini e depositi di aziende nel settore di abbigliamento e accessori firmati. Gli investigatori sono risaliti a un totale di 23 furti, tutti riusciti tranne uno, eseguiti dalla banda tra le province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia. Complessivamente avrebbero sottratto merce per un valore di 1.130.000 euro. Una parte della refurtiva, però, circa 300.000 euro, è stata recuperata durante le indagini e restituita al legittimo proprietario. Una volta raccolti gli indizi a carico della banda, il GIP ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare che ha coinvolto anche le autorità di polizia romene. 5 degli indagati, infatti, nel frattempo erano rientrati in Romania e per catturarli è stato attivato l'organismo di cooperazione internazionale Sirene. Oltre ai 7 componenti del gruppo finiti in manette, sono state denunciate a piede libero altre 3 persone, alle quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. I 2 avrebbero preso parte ad alcuni furti con ruoli marginali, mentre il terzo è accusato del reato di ricettazione continuata. Si aggiravano per Corso del Popolo a Mestre armati di mazze e coltelli. Il questore ha disposto 7 DASPO per altrettanti minorenni. Durante i controlli di prevenzione e contrasto alla criminalità e spaccio di stupefacenti nella zona di Via Piave a Mestre, una pattuglia del commissariato insieme ai militari del reggimento Lagunari ha fermato sabato 11 maggio un gruppo di circa 20 ragazzi stranieri di diverse nazionalità, ma forse anche italiani. Alcuni avevano il volto travisato. Si dirigevano verso Corso del Popolo armati di mazze, bastoni e bottiglie di vetro. Addosso avevano anche coltelli. Tutto è stato sequestrato e per prevenire la pericolosità sociale e altri comportamenti sul generis, il questore di Venezia Gaetano Buonaccorso ha disposto 7 DASPO Willy che impongono ai giovani il divieto di accedere nei locali pubblici dell'area urbana dove è avvenuto l'intervento di polizia. Inoltre ha disposto un foglio di via nei confronti dell'unico residente fuori dal comune. Il Consiglio di Stato ha annullato la tassa di imbarco di €2,50 per ogni passeggero in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Tessera, tassa che era stata introdotta dal Comune di Venezia poco più di un anno fa. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Save, sottolineando tra i diversi aspetti la non proporzionalità della misura e la sua incidenza su persone che verosimilmente potrebbero non essere né cittadini veneziani né turisti in visita a Venezia, a differenza dei soggetti incisi dalla tassa d'ingresso a Venezia, ma magari cittadini veneti che periodicamente si imbarcano dall'aeroporto di Venezia e che pertanto alcun beneficio potrebbero ricevere dai servizi resi dal Comune di Venezia. Con grande soddisfazione, si legge in una nota, Save apprende la decisione del Consiglio di Stato. Mattinata concitata ma con il lieto fine a Pellestrina, un giovane di circa 30 anni si è allontanato a bordo di una barca visibilmente contrariato, forse a causa di un furto appena subito. Temendo che al ragazzo potesse succedere qualcosa, si è alzato in volo anche l'elicottero dei pompieri per partecipare alle ricerche assieme ai carabinieri e al 118. Il giovane è stato individuato, rassicurato e calmato dal personale. L'allarme è quindi rientrato. Ed ora la politica, elezioni a Noale. Oggi sentiamo la candidata Alessandra Dini. Mi candido per scrivere un altro capitolo insieme per la nostra città, per il buon governo della nostra città, sostenuta da 3 liste civiche. Con 10 anni di esperienza da assessore vice sindaco, Alessandra Dini ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno come sindaco di Noale. In questi anni ho lavorato molto e c'è ancora molto da fare. Noale ha 2 bellissime piazze, di cui una parte di Piazza 20 Settembre è stata già riqualificata e abbiamo già intenzione di riqualificare un secondo stralcio e rendere Noale sempre più un centro commerciale all'aperto. Anche per le nostre frazioni abbiamo dei progetti in itinere, ad esempio per Cappelletta la pista ciclopedonale da via Valsugana fino al centro di Cappelletta
per un investimento di 2 milioni di euro, così come per Moniego il parcheggio ad uso della scuola primaria e un progetto di palestra che potrebbe essere utilizzata dalle associazioni sportive così come dagli studenti stessi. E per Briana la riqualificazione e la riorganizzazione dell'area sportiva adiacente alla scuola primaria. Ho molti sogni ed ora servono soltanto le ali per farli volare. E ora lo sport, calcio, gli arancio-nero-verdi questa sera giocano la finale di andata a Cremona dei play-off per salire in Serie A. Anche in città l'atmosfera è di grande attesa. Domenica per il ritorno al Penzo è già tutto esaurito. Il momento più importante della stagione sta per arrivare. Questa sera il Venezia Football Club scende in campo a Cremona per provare a conquistare contro il Cremonese un pezzo importante di Serie A nella finale di andata dei play-off. Mister Paolo Vanoli vuole la partita perfetta. Chiedo lucidità e acume tattico, dobbiamo fare una partita perfetta, soprattutto sotto l'aspetto tattico, perché sappiamo che anche se è una finale ma si gioca in 180 minuti, quindi è importante sappiamo che incontriamo una squadra fortissima che sicuramente ci farà soffrire, ma sappiamo anche che possiamo avere anche le nostre potenzialità, dobbiamo sfruttare quelle che sono le nostre qualità e giocando sempre a pallone, quindi penso che questa finale sia la miglior finale senza togliere rispetto a quelle che sono uscite, però penso che anche per la classifica penso che sia la più giusta. Più di 1000 tifosi saranno stasera presenti a Cremona, mentre lo stadio Penzo di Sant'Elena è già esaurito per domenica. In città si respira grande entusiasmo. Io ho detto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti, oltre che ringraziare i tifosi, perché nel momento l'anno scorso più difficile ci hanno sostenuto. Noi però in campo gli abbiamo fatto vedere ai nostri tifosi i valori e quello che loro cercavano. E quindi oggi hanno risposto alla grandissima, basta pensare che già nella partita di ritorno c'è il sold out, l'atmosfera che c'è stato contro il Palermo è stata fantastica e io penso che questo devono capire che i nostri giocatori si gasano, emotivamente è qualcosa in più. Ed ora il basket, semifinale play-off gara 3 dell'Umana Reyer. Bolognese, Sims in angolo per la tripla di Heidegger e dunque i 3 punti che aspettavamo, Andrea. La terza rimonta di cuore e intensità di semifinale playoff scudetto questa volta riesce all'Umana Reyer che battendo 78-73 la Segafredo Virtus Bologna si prepara a gara 4 sul parquet del Palasport a Liercio con la serie ora sul 2-1 per gli emiliani. Una sfida non semplice come evidenzia il coach Oro Granata. Vincere contro Bologna è molto difficile, Virtus, molto difficile tornare e vincere dopo di meno 20, meno 22. Adesso meno male questa sera abbiamo avuto penso meno 15 come un vantaggio più grande per loro e abbiamo fatto lo stesso che abbiamo fatto ultimi 2 quarti, prime 2 partite. Io voglio fare complimenti ai miei giocatori per questo sforzo e tutto che hanno fatto. L'appuntamento ora è per venerdì alle 20:45 al Palasport a Liercio, dove gli Oro Granata dovranno affrontare l'ennesima sfida, ma a supportarli ci saranno centinaia di tifosi. In questo frangente vediamo però, parte dal palleggio clamoroso Amir Sims, time out con l'Umana Reyer in vantaggio. Prima intervista in esclusiva per le nostre reti al direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, appena arrivato al Lido. Alberto Barbera, ben arrivato al Lido da poche ore, ormai è una bella consuetudine questa intervista al suo arrivo con Media Nord-Est Antenna 3. I lavori sono cominciati molti mesi fa, è da gennaio che non faccio altro che vedere film e gestire contatti con registi, produttori, sales agent, eccetera. Ho già visto moltissimi film, ho fatto qualche invito,
A Cannes per me è stata l'occasione per incontrare tantissime persone e raccogliere informazioni sui film. Dal suo ufficio al primo piano del Palazzo del Cinema Lido di Venezia, in esclusiva per le nostre reti, il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, racconta le sue prime sensazioni per la mostra 2024. Entro domenica tutto il comitato di selezione sarà al Lido al completo per visionare i film. Cannes è stata, come sempre, un grande festival, naturalmente, grande partecipazione. Alcuni grandi film, alcuni film che forse sono risultati non all'altezza delle aspettative e quindi complessivamente il bilancio finale non è tra i più esaltanti, sicuramente non all'altezza della precedente edizione. Io spero di riuscire a fare meglio a Venezia quest'anno. Il 23 luglio ci sarà la presentazione del programma del festival che si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre prossimi al Lido. Anche quest'anno ci saranno numerosi film americani e credo di grande interesse, di grande qualità. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, la sigla subito dopo le previsioni del tempo. Arrivederci.